Nel girone C di prima categoria hanno conquistato entrambe 54 punti e hanno così ottenuto il pass per i playoff. Superbe e Goliardica si affrontano in un soleggiato sabato pomeriggio tra le mura dello stadio Felice Ceravolo di Lagaccio. La squadra di casa ha saputo difendere la propria porta meglio di tutti, affermandosi come la miglior difesa del campionato, mentre la formazione ospite detiene il secondo migliore attacco, gonfiando la rete ben 57 volte. Alle 17:30 fischia il calcio d'inizio il signor di Napoli della sezione di Savona e per la prima emozione del match dobbiamo aspettare il minuto 21 quando Mattiucci calcia dal limite ma il pallone si impenna e termina oltre la traversa. Due giri di lancette più tardi il numero 7 ospite si incarica della battuta del calcio di punizione che colpisce la traversa, creando la prima vera occasione del primo tempo. Prova a fare meglio l'ex Ampicasassa anche la sua punizione, però non trova buon esito, ma è solo il periodo del gol perché allo scadere della prima frazione di gioco, dopo una serie di colpi di testa, Colella spizza per Ligoi che deve solo appoggiare in porta per portare avanti la sua squadra. Nel secondo tempo, dopo 2 minuti raddoppia la Superba, Vio conquista con astuzia questo pallone mal coperto da Vaglietti e quando arriva sul fondo serve bomber Michele Colella che da quella posizione non può sbagliare. L'ex corniglianese segna un gol di fondamentale importanza che vale il 2-0. Risponde la formazione ospite con Casazza, gran botta del numero 2, ma Bertolessi è vigile e abile nel bloccare la sfera in due tempi. Al 17esimo del secondo tempo ravvisiamo un gesto antisportivo ai danni di Zamana, sanzionato solamente con il cartellino giallo. Sul capovolgimento di fronte la Superba vuole dilagare, ma la conclusione di Ricci viene parata con facilità dall'estremo difensore. Squadre lunghe e nei minuti finali la Goliardica subisce un contropiede, i cui autori sono il giovane classe 2006 Callà e il numero 4 Mattiucci. Quando quest'ultimo sterza in aria, colpisce la mano di Galeno e il direttore di gara non ha dubbi, concede il tiro dagli 11 metri a colui che si è conquistato il penalty successivamente realizzato e allora può esplodere la festa. Cala il sipario al felice Ceravolo di Lagaccio, Superba vince per 3 reti a 0 e disputare al girone dei playoff assieme a Savona, Argentina Arma, Panchina e Brugnato.